Allora, siamo di nuovo con voi, stiamo parlando di questo cambiamento molto importante, questa legge che entra in vigore, servizi sociali, non saranno più servizi sociali, mi corregga segretario se è così, si chiameranno ATS, giusto? Infatti abbiamo anche una slide che proprio ci indica questo passaggio epocale, ambiti territoriali sociali, lo strumento per la gestione associata dei servizi sociali, quello stiamo cercando di spiegare supportata con i nostri ospiti. Io dicevo piccolo e bello, lei diceva dipende, gestione associata, quindi servizi, chi opera nei servizi sociali, perché voi vi occupate di funzione pubblica, quindi tutelare i dipendenti, lavoreranno in modo diverso? Lavoreranno in modo diverso, sì. Intanto credo che sia utile inquadrare chi sono queste lavoratrici. Ecco, raccontiamo bene chi sono. Qua intanto voi guardate, ogni tanto ci sono anche queste slide interessanti sì, che fanno capire i cambiamenti normativi nel tempo. Prego. Partendo da una peculiarità che ha la Regione Veneto, che è quella della cosiddetta integrazione sociosanitaria. Cioè noi, a differenza di altre regioni d'Italia, abbiamo scelto ormai storicamente, come regione, di tenere non separate l'ambito sanitario e l'ambito sociale, ma di tenerlo cosiddetto integrato, cioè la gestione sanitaria e sociale viene fatta, fra virgolette, mi permette la semplificazione, insieme o comunque in maniera appunto cosiddetta integrata. Tanto è vero che l'assessore alle politiche sociali e alla sanità è lo stesso nella Regione Veneto, cosa che non è scontata e non è così dappertutto, anzi è una peculiarità nostra. Questo vuol dire, in parte lo si capiva già anche dagli interventi precedenti, in particolar modo del sindaco, che abbiamo diversi attori che lavorano nell'ambito sociale. Abbiamo dipendenti delle aziende sanitarie, dipendenti dell'ULSS, degli ospedali, diciamo così. Abbiamo dipendenti comunali, che sono i principali enti che gestiscono il servizio, e poi abbiamo, facendo tre macro categorie, i lavoratori e le lavoratrici del terzo settore, delle cooperative principalmente, laddove gli enti hanno deciso, in principal modo i comuni, Ma il terzo settore è anche il volontariato? In parte anche volontariato, sì, certo c'è un parte importante di volontariato, però diciamo fermiamoci a queste tre macro cooperative, diciamo così, dipendenti comunali e dipendenti delle aziende sanitarie. Ora, quando parliamo di servizi sociali, come dire, viene facile immaginare l'assistente sociale, è il primo attore, ma in realtà c'è una galassia di altre professionalità che ruotano intorno all'assistente sociale, tanto che è Regione Veneto che stima nel 30-40% gli assistenti sociali che fanno parte dei servizi sociali. In realtà abbiamo psicologi, educatori, personale amministrativo, personale sociosanitario, ad esempio infermieri e OSP che fanno in parte l'assistenza domiciliare a cui faceva riferimento il sindaco, e in parte perché c'è l'assistenza scolastica, cioè tutte quelle prestazioni per gli alunni che hanno delle difficoltà fisiche, delle disabilità, che hanno l'operatore che li segue durante. Perfetto. Qui adesso vediamo una cartina che indica questi ambiti territoriali, quindi il cambiamento come dovrà essere della regione, quindi non più i comuni di riferimento, ma neanche le USL sostanzialmente, o sì, cosa sarà, cosa vediamo? Allora, premesso che come sarà lo sapremo fra 2 anni, mi viene da dire alla fine, nel quindi senso che chi ci ascolta, tranquilli, non è domani il cambiamento, ma tra la legge dà tempo 2 anni agli ambiti per formarsi e poi per, come dire, organizzativamente anche mettere in campo le azioni e le strutture organizzative. Quello che però sappiamo già che cambierà è che oggi il servizio sociale del comune di Ponte di Piave, adesso mi permetto di prendere l'esempio, non sarà più fatto dai dipendenti del comune di Ponte di Piave, ma sarà fatto dall'ambito territoriale sociale di riferimento. Per cui il cittadino che adesso è abituato ad andare nella casa comunale e rivolgersi all'ufficio servizi sociali, immagino, non farà più questo? No. Potrà farlo in relazione a come si organizzerà quell'ambito territoriale sociale. Se l'ambito territoriale sociale di riferimento deciderà che ogni assistente sociale starà nel proprio comune, continuerà a essere così, però potrebbe essere anche una scelta diversa, questo lo sapremo appunto nel corso dei 2 anni. Quello che sappiamo già però è che i dipendenti a vario titolo, e questi sono anche degli elementi di preoccupazione per noi, saranno trasferiti in un nuovo ente, o inizialmente in comando, si dice, cioè come in prestito, mi passi il termine per capirci, in prestito, e poi successivamente potrebbe essere diventando a tutti gli effetti dipendenti di un nuovo ente, perché gli ATS sono dei nuovi enti. Perfetto. Quindi primo grande cambiamento,
Segretario, illustrando questo schema, tanti ambiti però non tanti quanti comuni, quindi anche per avere un riferimento per i cittadini, cioè già i dipendenti dovranno fare dei trasferimenti, dopo andrete voi anche a capire come, cosa, quanto. Uno si chiede, sì, ma come quando sono state soppresse le province entrerò in capo alla regione, cambierò anche la retribuzione, questa è un'altra cosa curiosa, o il contratto di lavoro. Anche gli ambiti, qua vediamo per esempio quello in alto che è l'1, per esempio, Belluno. Sì, dove si va? Questa è una delle criticità che noi vediamo, e cioè il fatto che gli ambiti sono solo 21. Diceva già prima il dottor Pozzobon, alla fine diventeranno 24 perché c'è già un accordo per modificare l'ambito di Verona e l'ambito di Padova. Però, perché sarebbero molto zeppi. Sì, però rimarranno alla fine 24. E il Veneto in questo modo sarà la regione d'Italia che avrà gli ATS con il maggior numero di popolazione media per ente. Perché? Perché è la scelta della regione del Veneto, perché è conseguenza della riforma sanitaria di alcuni anni fa, 2016 se non vado errato, che ha accorpato le ULSS. Chiediamo al dottore. Questo accorpamento delle ULSS ha portato che le vecchie ULSS sono diventati distretti e gli ATS hanno sostanzialmente la dimensione degli attuali distretti, tranne il caso di Treviso, che è un caso un po' a sé stante. Questo è uno dei temi che noi poniamo, e cioè l'eccessiva popolazione e l'eccessivo numero dei sindaci, perché questi ATS saranno governati dalla conferenza dei sindaci. Ora, come una conferenza di sindaci in cui ci sono 40 sindaci riesca a fare realmente pianificazione, programmazione e gestione degli interventi su un territorio, lei citava prima il bellunese, con quella orografia, con quelle dimensioni, con quella situazione, per noi non è per nulla semplice. Concludo dicendo che questo è anche un altro dei temi che poniamo, e cioè come manteniamo la vicinanza del servizio sociale ai cittadini. Che è quello che è in discorso. I presidi nei comuni, nelle frazioni e via di seguito erano un dato fondamentale, e quindi da questo punto di vista questo è un altro tema che poniamo alla politica. Sì. Esatto. Allora, un tema che si pone alla politica. Sì. Lei che concretamente ha operato in un USL, come la vede la situazione? Perché dopo sentiremo anche il sindaco che cosa ne pensa di questo, perché adesso, avendo la grande vicinanza dei cittadini, è più facile. Cioè, dico, ci sono delle esigenze sociali molto delicate, molto specifiche, dove già è difficile adesso relazionarsi con un USL. Allora, intanto... È vero che si occupa di sanità. Ma va introdotto un'ulteriore, considerazione. Allora, il Veneto, fin dagli albori, diciamo, fece una scelta di spiccata integrazione tra il sociale e il sanitario. Quindi una scelta molto importante, già fatta negli anni 70 e sempre confermata, che si è tradotta, per quanto riguarda appunto il Veneto, nella possibilità di delega da parte dei comuni di alcune materie all'ULSS. Da noi, infatti, in Veneto l'ULSS ha 2 S, unità locale sociosanitaria. In altre parti d'Italia parliamo di unità sanitaria locale. Ecco, quindi questa scelta dell'integrazione è una delle indicazioni fondamentali che la legge nazionale che riguarda gli ATS dà, perché dice ci deve essere la coincidenza tra dell'ambito territoriale sociale, quindi dell'ambito in cui vengono erogati i servizi sociali, con l'ambito territoriale in cui vengono erogati i servizi sanitari. Quindi coincidenza tra ambito sociale e distretto. Questo è stato fatto sostanzialmente in Veneto. Dice un'altra cosa anche la legge.
che dovrebbe esserci coincidenza con le circoscrizioni per l'impiego. In realtà in Veneto le circoscrizioni per l'impiego sono 40 e quindi sono di più. Ecco, perché quest'idea di far convergere? Perché il tentativo sarebbe quello di poter realizzare un'offerta integrata ai cittadini di tutte quelle che sono le materie che incidono sulla vita dei cittadini. Se guardiamo per esempio appunto la legge regionale Veneto, dice che dovremmo integrare tutto il tema dell'housing, il tema dell'ambiente, il tema del lavoro, il tema dell'istruzione insieme alla sanità e al sociale. Quindi una prospettiva abbastanza nuova che sicuramente potrebbe dare al cittadino delle risposte più interessanti di quello di oggi, più integrate soprattutto. L'ultima cosa voglio dire... Cioè, può fare un esempio di questo? Cosa vuol dire? Beh, cioè, allora, per esempio, molti bisogni non sono bisogni solo, per esempio, di natura assistenziale o non sono solo bisogni di natura sanitaria. Ne cito alcuni: tutta l'area della disabilità, l'area delle dipendenze, l'area della salute mentale, l'area comunque della non autosufficienza. Sono aree in cui il cittadino che si trova con una problematica di questo tipo ha diciamo, dei bisogni sia di tipo sanitario sia di tipo sociale. Sì. Allora l'idea che ci possa essere un'integrazione, no, questo ci sta, però il resto come si colloca? Tutti gli altri, quest'altra mega integrazione, no, ambientale. Allora, il tema dell'ambiente per esempio è fondamentale perché l'ambiente ha sicuramente incide sulla qualità della vita delle persone, quindi parlare di salubrità ambientale è un tema che, come dire, dà una qualità di vita maggiore alle persone che vivono in quel territorio. E l'OMS, per esempio, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, parla delle componenti sociali della salute, no? Le dimensioni sociali ma questo riguarderà della forse salute. anche soprattutto chi ci lavora in questi Beh, anni. non riguarda solo chi ci lavora, riguarda le persone che vivono, cioè se noi viviamo in un territorio in cui tutte le politiche, diciamo, che si rivolgono ai cittadini riescono ad essere coerenti, allora se io vado per esempio a fare prevenzione per quanto riguarda l'insorgenza di tumori, ma poi vivo in un ambiente in cui l'inquinamento è tale per cui invece i tumori si riformano. Quindi, oppure sicurezza sul lavoro, c'è assolutamente. Quindi deve essere tutta una serie integrata. L'idea è quella che ci sia, come dire, una programmazione, una visione complessiva dei bisogni, in modo che non ci siano delle incoerenze nelle risposte che vengono date ai cittadini. Perfetto. I lavoratori come potrebbero vedere questo cambiamento epocale? Allora, I lavoratori residui. Certo, no, noi i lavoratori e le lavoratrici li abbiamo sentiti, abbiamo fatto assemblee, abbiamo fatto iniziative e abbiamo da un lato riscontrato una grande voglia di contribuire e partecipare a questo cambiamento, perché l'esigenza di lavorare insieme, di fare rete, di fare un servizio più qualificato, più qualificante, c'è anche da parte di chi lavora, perché hanno a grande cuore il tipo di servizio che stanno dando, quindi non abbiamo trovato e non si troveranno resistenze da questo punto di vista. Quello che c'è però è preoccupazione, perché di fronte a un cambiamento è chiaro che c'è il timore, e la legge lascia spazio a questi timori in parte, di un peggioramento delle proprie condizioni. Sì. Dicevamo prima, provavo a dire, cambieranno il datore di lavoro a regime, non inizialmente no, ma la legge prevede che a regime ci sia un trasferimento del personale dentro gli ATS, che sono un nuovo datore di lavoro. Ma quindi questo un po' nuovo di panico, un po' di agitazione? Sì, anche perché questo nuovo datore di lavoro, la legge lo identifica in maniera piuttosto chiara, dice dovrà essere un'azienda speciale. Ok, poi gli ambiti potranno fare anche, all'interno della propria autonomia, potranno fare anche scelte diverse, però c'è un indirizzo chiaro della Regione che dice saranno fatte le aziende speciali. Cosa sono le aziende speciali? Sono degli enti a controllo pubblico, fortunatamente, qui siamo riusciti, come dire, a mediare, a far rimanere il controllo pubblico delle aziende, anche dell'azienda speciale, ma non è pubblico il rapporto di lavoro. Quindi noi avremo dei lavoratori
pubblici che saranno chiamati nel tempo probabilmente o che avranno questo pericolo di essere trasferiti in un ente perdendo il proprio status, come dire, di lavoratore pubblico. E anche sull'applicazione del contratto la legge, su nostra sollecitazione, ha inserito che il contratto di riferimento deve essere quello delle autonomie locali, quindi quello dei comuni, giusto per capirci, però il fatto che questa garanzia sia sempre per sempre è tutta da dimostrare, perché in realtà le aziende speciali, essendo aziende di natura privata che hanno dipendenti privati, in realtà non hanno un obbligo giuridico di applicare i contratti del pubblico impiego. E chiudendo, dicevamo prima, ci sono vari attori di vari enti diversi, il personale, ad esempio delle aziende sanitarie, delle ULSS, che dovesse essere trasferito negli ambiti territoriali sociali, se venisse applicato il contratto delle funzioni locali, avrebbe un peggioramento del proprio contratto di lavoro attuale. Però non si può peggiorare, nel senso che comunque come la norma prevede delle clausole di salvaguardia che prevedono che ti viene mantenuta la retribuzione, sì. Casomai puoi migliorare ma non puoi peggiorare. Però il mantenimento della retribuzione viene fatto tramite, diciamo, degli assegni ad personam, vengono chiamati, cioè ti garantisco oggi che continui a prendere lo stesso stipendio, però man mano che ci saranno i rinnovi del contratto, i prossimi rinnovi confluiranno in questo assegno, quindi a regime, fra qualche anno, dopo 2 o 3 rinnovi, il lavoratore che oggi è alle ULSS rischia di trovarsi con lo stesso contratto dei comuni e quindi aver avuto un peggioramento delle proprie condizioni. Questi sono i timori principali che abbiamo. Il rischio, inoltre, è che appunto, ci troviamo degli enti a questo punto di natura pubblica, di controllo pubblico, ma che in prospettiva abbiano dipendenti privati al proprio interno, perdendo oggi quelle particolarità e quelle competenze, insomma, che hanno caratterizzato fino ad oggi il servizio. Come vede, Sindaco, questa situazione dal suo punto di vista? Da una parte, come dicevano, qui ci saranno queste conferenze dei sindaci, quindi con tanti sindaci che si dovranno riunire, trovare, analizzare tante situazioni, insomma, sembra un po', potrà essere difficile oppure tutto sommato fattibile? Ma io credo che questa riforma comunque vada anche vista con quella che poi è arrivata sul territorio come il piano di riordino territoriale, che comprende effettivamente anche la parte legata agli ambiti, oltre ovviamente all'unione dei comuni, eccetera. Quindi va vista in doppia chiave. Sicuramente non è una cosa semplice nel momento in cui anche ci troviamo a gestire, ovviamente lo si ricordava prima, del personale che già è in carico ai comuni e che naturalmente può valutare di decidere di far parte oppure di non far parte di questo nuovo organismo che si va a formare, di questa nuova azienda speciale, così la norma va a definire, diciamo, indicativamente. Poi viene lasciata comunque anche l'opportunità aperta, ma solo in alcuni casi specifici, alla convenzione, ma proprio legata proprio a quelli che sono i comuni che sono capoluogo e quindi possano valutare anche questo tipo di intervento. Io credo che il lavoro che è stato fatto da parte della Regione Veneto in questa mettere insieme il sociale e sanitario, che è una storicità della Regione, credo che non debba essere assolutamente perso, ma soprattutto perché ci sono sia quei servizi dell'azienda sanitaria nei quali i comuni hanno dato già delega, prima si ricordava l'area minori, l'area disabilità, sono già aree in cui i comuni hanno fatto una scelta di campo dandola in mano proprio nella gestione alle aziende sanitarie. Infatti noi abbiamo un bilancio sociale che approviamo già con l'azienda sanitaria, oltre al bilancio del sociale nostro che siamo adesso, di cui appunto naturalmente l'esempio sono le bollette più che altro e gli altri interventi. Molto interessante lo vedo invece l'inserimento anche di altre materie. Parliamo per esempio dell'abitare. Io credo che su questa tematica, quanto più attuale, perché l'abitare adesso coinvolge a 360 gradi il sociale ma non solo, sia una problematica che debba essere assunta da parte dei nuovi soggetti, quindi dalle aziende speciali, ma anche dagli ambiti territoriali sociali, nel momento in cui ci troviamo in una situazione anche legata all'abitare che coinvolge tutti.
Abbiamo, porto dell'esempio, delle persone che attualmente hanno la possibilità magari di pagare un affitto, ma non gli viene data la possibilità di avere in affitto un'abitazione. Quindi questo è un tema che coinvolge non solo gli operatori, non solo chi appartiene al mondo anche della scuola, a una serie di attori del territorio, ma le dico che questa casistica mette i nostri servizi sociali in questo preciso momento storico veramente in grossa difficoltà, perché non è il sociale della persona che si trova semplicemente con uno sfratto, ma ci sono anche famiglie che, dovendo spostarsi magari anche per degli interventi all'interno della propria abitazione, non trovano effettivamente gli spazi per poterlo fare, ma anche persone che hanno dei contratti di lavoro già assimilati. Quindi credo che questa possa essere un'opportunità per prendere in seria considerazione il lavorare anche di squadra su questo tipo di argomento, che naturalmente ad oggi, diciamo, non è seguito sicuramente nella parte, diciamo, degli ambiti. Perfetto, interrompo un attimo, abbiamo la pubblicità, poi torniamo in studio, chiedo anche il suo intervento perché quando parliamo di sociale e di sanitario riguarda anche tanti anziani tra l'altro, quindi vedere quali sono le opportunità che questo potrà offrire, l'abbiamo visto dal punto di vista dell'amministrazione dei lavoratori ma anche per i cittadini. Pubblicità qualche secondo, poi siamo di nuovo con voi.